ragazzo neppure maggiorenne, il nuovo ricoverato per Covid nella Marca, il giovanissimo, ha fatto sapere il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, è seguito dai medici della pneumologia di Vittorio Veneto. Un ragazzo di 17 anni che per fortuna ha moderati problemi polmonari, quindi una piccola broncopolmonite, Covid ovviamente, che è ricoverato a Vittorio Veneto in pneumologia, ma che contiamo, vista anche la giovane età, possa nel giro di una settimana tornare alla propria abitazione. 109 oggi i nuovi contagiati nel Trevigiano, mentre si stanno via via negativizzando i 30 giovani che si sono infettati a Jesolo in occasione della semifinale dell'Italia e a una cena privata a Treviso il venerdì precedente. I focolai che abbiamo sono tutti casi di variante Delta. È preoccupante sì, ma era nella logica, nel senso ormai possiamo dire che anche la nostra provincia la variante Delta è quella che ha la supremazia. L'ULSS, in base all'ordinanza regionale, sta intanto lavorando alla predisposizione del punto tampone all'aeroporto Canova per monitorare i turisti di rientro dai paesi a rischio. Incontreremo il direttore in modo tale da collocare delle postazioni appena fuori dall'aeroporto, nel parcheggio A che ci è stato dato. Stiamo verificando quanti infermieri operatori ci servono e contemporaneamente sappiamo che arriveranno dalle 800 alle 1000 persone al giorno. E se un turista sbarcato a Treviso per iniziare la sua vacanza dovesse risultare positivo, sarà posto in isolamento nei Covid Hospital di Valdobbiadene e Motta, Dove la persona potrà stare e avere chiaramente la situazione alberghiera tranquillamente e passare i 14 o 10 giorni a seconda che dovrà stare in quarantena. Infine la questione sanitari Novax. Domani la Commissione consegnerà a Benazzi i nominativi di medici e infermieri che non vogliono immunizzarsi. Avranno 5 giorni per adeguarsi, pena la sospensione. Il rischio però è quello di lasciare sguarniti interi reparti. Noi ci auguriamo di no, perché altrimenti dovremo fare delle valutazioni, perché poi scatta il meccanismo di introduzione del pubblico servizio.